Mogliano rimane un territorio molto appetibile per i topi d'appartamento, ne è consapevole anche l'amministrazione comunale dopo i casi dei giorni scorsi che hanno avuto come vittime dei ladri 3 appartamenti del quartiere Centro-Nord. Da parte del comune arriva la solidarietà per le famiglie e l'assessore Donadel ribatte un punto fermo del lavoro avviato fino a qui, atto a prevenire ulteriori episodi di criminalità, rinforzando perentoriamente i servizi di controllo della polizia locale e carabinieri. Stiamo investendo circa 200.000 euro all'anno per aumentare quella che è la videosorveglianza, infatti prossimamente partiranno i lavori anche nel quartiere Ovest, come sono stati già coperti altre zone. Lavoriamo anche dal punto di vista della prevenzione con i gruppi del controllo del vicinato, con un incontro che è stato fatto circa 15 giorni fa, tenuto dal tenente colonnello dei carabinieri Elmano Magistris, dove ha spiegato come prevenire i furti con la tecnica dell'abbraccio. I casi dunque non sono limitati ai topi di appartamento e per chi avesse il timore di trovarsi i lampioni spenti a causa del caro bollette non mancano le rassicurazioni. Siamo uno di quei comuni che ha deciso di mantenere l'illuminazione così come sta, proprio per non andare a compromettere quella che è la sicurezza dei cittadini, a discapito ovviamente di costi energetici che hanno colpito un po' tutti quest'anno.